Ben ritrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, consueto spazio settimanale dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Siamo quelli di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ospite della puntata Mirko Fausciana, allenatore del Gela. Ciao Mirko, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Mirko, sono contento perché a Gela c'erano delle voci di smobilitazione. Smentiamola questa cosa, no? No, assolutamente. È importante perché forse la debacle di Paternò aveva suscitato qualche domanda di troppo. Sì, perché comunque alla fine per noi rappresenta, diciamo così, un risultato molto deludente, pertanto per chi non conosce l'ambiente nostro chiaramente sembrava che fosse appunto, come hai detto bene tu, un modo come smobilitare, invece non è vero, abbiamo avuto appunto queste due reazioni fortissime per dare e dimostrare che comunque noi ci siamo e vogliamo centrare quello che per noi rappresenta oggi un obiettivo, che sono appunto i playoff. Playoff che all'inizio della stagione sembravano alla vostra portata, poi c'è stato appunto questo momento, forse anche un po' di appannamento, però adesso siete ritornati di nuovo in gara con qualche chance perché il Modica sta un po' perdendo colpi, è importante recuperare 10 punti di distacco dalla seconda in classifica, fattibilità che esiste, no? Ma diciamo che la società all'inizio anno è partita con il presupposto, e rimane tale, quello di fare un campionato tranquillo e in verità poi cammin facendo diciamo, abbiamo preso noi la consapevolezza di poter fare qualcosa di più importante e con i ragazzi diciamo che lavorare con la squadra che ho in questo momento diciamo che è piacevole, soprattutto sono orgoglioso di allenarli e che mi permettono appunto di vedere più in là il traguardo prefissato dalla società. È andata benissimo la partita di sabato, avete giocato in anticipo contro il Mister Bianco 2011, che partita è stata? Da questa partita si può capire effettivamente la determinazione nuova per questo 2024 da parte del tuo gruppo. Sì, siamo molto arrabbiati perché come per il lavoro svolto fino ad oggi non ci meritavamo quella disfatta di Paternò, pertanto noi da un punto di vista personale e anche mentale dobbiamo rifarci e soprattutto far ricredere a coloro i quali ci avevano dato per morti dopo Paternò. La bellezza del calcio è proprio perché ti dà la possibilità di rifarti e la partita di sabato ha dimostrato appunto che noi ci teniamo a fare un ruolo da protagonista del nostro girone, pertanto ci impegneremo fino in fondo. Non ti chiedo nessun anticipo di pronostico riguardante la vittoria finale del vostro girone, ma certamente Enna e Paternò quest'anno hanno dimostrato veramente di avere le carte in regola per il passaggio di categoria. Ma io oltre a Enna e Paternò aggiungo pure il Modica, lo aggiungo perché il Modica ha una rosa importante. Sicuramente loro usciranno da questa situazione perché i valori poi in campo verranno fuori. Quindi la società è solida, conosco bene anche lo staff tecnico, quindi so benissimo che il Modica uscirà. Nella nostra prima mezz'ora, come al solito, affronteremo il discorso riguardante il campionato nazionale dilettanti, una Serie D che ha dimostrato domenica di avere un'assoluta protagonista, la squadra trapanese di Alfio Torrisi. A mio giudizio se la giocheranno fino in fondo, anche perché la Vibonese ha 49 punti e mi pare che si manterrà. È un po' tagliata fuori. È un po' tagliata fuori, però potrebbe sempre tentare, anche perché di fatto non è così tanto distante dal primo posto, però chiaramente il Trapani ieri ha dato e ha fatto capire che vuole vincere il campionato e quindi a mio giudizio sarà
difficile, molto difficile andare a levare il primo posto del Trapani, anche perché lo scontro diretto con il Siracusa Si giocherà a terrà Trapani. Abbiamo dunque iniziato a parlare di Serie D, lo facciamo con i risultati e anche la classifica. Si è giocata la quarta giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Canicattì batte Gioiese 1918 3-0, LFA Reggio Calabria San Luca 1-1, Licata Calcio batte Locri 1909 3-0, San Cataldese batte Portici 2-0, FC Trapani batte Vibonese Calcio 5-2, Ragusa Calcio batte Acragas 2-0, Nuovi Gea Virtus batte Siracusa Calcio 2-1 ed infine Città di Sant'Agata batte Real Casalnuovo 2-0. Abbiamo dunque la conferma per il Trapani di Alfio Torrisi e del presidente Antonini al primo posto in questo girone I del campionato di Serie D. Eccola qua la classifica. FC Trapani 56 punti, 52 Siracusa Calcio, con 49 la Vibonese Calcio, 36 punti per LFA Reggio Calabria e Real Casalnuovo, 33 Città di Sant'Agata, 30 punti per il Licata, con 29 il Ragusa Calcio, 27 Città di Aciriale, con 26 Acragas, 25 punti per il Canicattì, 24 per la San Cataldese, con 20 punti Nuove Gea Virtus e Portici, 19 Locri 1909, 17 punti San Luca, con 9 punti il Castrovilla, richiude la classifica la Gioiese con 4 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 28 gennaio, queste le partite che si disputeranno. Castrovilla di Vibonese Calcio, Città di Sant'Agata Canicattì, FC Trapani Acragas, Gioiese 1918 Locri 1909, Licata Calcio San Cataldese, Portici Nuovi Gea Virtus, Ragusa Calcio Real Casalnuovo, San Luca Città di Aciriale ed infine Siracusa Calcio LFA Reggio Calabria. Partiamo dal Canicattì, vittoria importante, scacciacrisi ormai definitiva per quanto riguarda la squadra di Pitatella, 3-0 contro la Gioiese, si guarda con un certo ottimismo verso una salvezza credo abbastanza meritata. Una grande reazione, perché comunque hanno vinto anche il derby con il Licata, si sono riconfermati domenica, quindi è chiaro che a mio giudizio ha fatto un grande lavoro il mister e quindi il Canicattì raggiungerà facilmente l'obiettivo, che è quello di mantenere appunto la categoria, che è abbastanza importante. Sono arrivati nella parte finale del 2023 un po' con il fiato corto, hanno perso qualche punto, però come hai detto bene tu il ritorno in campo con questi 6 punti nelle ultime 2 giornate ha permesso di rifiatare, anche perché Canicattì sappiamo benissimo non gioca neanche in casa, gioca fuori casa puntualmente quando dovrebbe giocare in casa, la mancanza di un campo incide anche poi per certi equilibri. Assolutamente sì, soprattutto in queste categorie in cui praticamente il fattore campo incide tantissimo. I tifosi aiutano. I tifosi aiutano, è da diverso tempo che il Canicattì gioca nel neutro di Ravanusa, così come sta facendo adesso il Licata, per le opere di manutenzione dei propri stadi, quindi è chiaro che manca appunto a volte l'affetto, ma soprattutto il calore dei propri tifosi, che in certi momenti di difficoltà aiuta e non poco. La stagione dell'LFA Reggio Calabria è una stagione un po' strana, è a ridosso del terzetto di testa, però sappiamo benissimo che insomma recuperare i punti persi soprattutto nella parte iniziale della stagione è praticamente impossibile in Serie D. Per esempio la partita di domenica contro il San Luca è finita 1-1, a dimostrazione che comunque poi devi andarti a scontrare con squadre che i punti debbono farli soprattutto per salvarsi. Sì, sì, assolutamente. Le squadre che devono salvarsi hanno le stesse motivazioni con le squadre che ovviamente devono vincere il campionato, ma in questo caso a volte diciamo che poi prevalgono i valori. Le squadre che comunque tenderanno a salvarsi avranno una motivazione in più e quindi devono mettere più agonismo, quindi è difficile. Il campionato di Serie D è vincente proprio perché le squadre che si vogliono salvare sono veramente toste. Quindi non è facile. Soprattutto in questa seconda parte della stagione, soprattutto no? Perché il ritorno è un campionato completamente diverso. È vero. E quindi lo dimostra il fatto appunto del San Luca che appunto frena Reggio Calabria, così come comunque devono stare anche attente le squadre di testa quando affrontano le squadre che si devono salvare. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita.
Cosa ci è mancato? Ci è mancato sicuramente il gol. Ci è mancato sicuramente il gol. Adesso diciamo che a questo punto della stagione sicuramente in qualcosa pecchiamo e dobbiamo migliorare. Oggi a mio avviso era una partita che se si riusciva a sbloccare il primo tempo sarebbe stata totalmente diversa. Fatico anche a commentarla perché comunque no, Martinez neanche la doccia si deve fare, insomma abbiamo giocato 80-90 minuti nell'area d'oro, creando almeno una decina di palle gol, una serie infinita di calcio d'angoli, tantissime mischie in aria, sicuramente ci è mancata la zampata vincente, qualche errore lo facciamo perché comunque si è giocato tanto, hanno toccato tanti palloni che ci sia qualche errore tecnico sicuramente c'è stato e lo si deve migliorare, però queste sono partite che 99 volte su 100 vinci, oggi noi avremmo strameritato la vittoria per la prestazione, per quanto prodotto. Però sicuramente ci manca qualcosa, però queste sono cose che insomma magari ne parlate. Io penso al campo, sicuramente penso al campo, io con loro ne parlo nelle stanze, con chi di dovere, col direttore, col presidente, però devo anche pensare alla cosa più importante che è la prossima partita e cercare di far rendere al massimo quello che ho a disposizione e far crescere i ragazzi. Dopo le squalifica è stato complicato accettare il fatto che 4 partite secondo me erano troppe, anche in merito a quello che era successo, e io ho cercato di lavorare questo mese e mezzo come se giocassi ogni domenica e sicuramente è stato complicato non essere con la squadra a disposizione. Vale sì, credo che ha fatto molto bene, io cerco di dare una mano sempre ai più giovani, ai miei compagni, cerco di il meglio di quello che ho imparato io, ho le piccole accorciatoie che poi non ci sono, ma comunque diciamo degli accorgimenti ho cercato di darglieli sempre, perché alla fine credo che dentro ogni squadra c'è una piccola squadra che sono i portieri, no? Che siamo noi. Quindi se facciamo bene entrambi vuol dire che mettiamo diciamo, in luce anche il lavoro fatto bene a livello difensivo e della squadra. Credo che ha fatto molto bene, i miei complimenti vanno anche a lui. Poi sì, oggi ho ritrovato la maglia titolare perché evidentemente sono arrivati anche dei under molto validi e dispiace molto il risultato, però credo che si è fatta una buonissima gara in fase di possesso dove è mancato la cattiveria sotto porta, che poi credo che sia stato agli occhi di tutti. Credo che attraverso il lavoro la squadra possa anche risolvere questo piccolo problema, che secondo me non è un problema, perché alla fine io sono contento della partita che abbiamo fatto e sappiamo quello che ci è mancato, e soprattutto davanti a questa gente e con questa maglia serve un qualcosa in più, non serve quello che si è visto oggi. Licata che ritorna con 3 punti fondamentali vincendo all'Ocri, campo molto difficile. È passato il momento negativo per il Licata, secondo te? Ma io conosco bene sia il mister Pippo Romano sia il direttore sportivo Giovanni Martello. Sono contento perché sono usciti da una situazione che è veramente difficile, perché appunto non vincevano da diverso tempo e per fortuna sono andati a espugnare un campo molto difficile come quello dell'Ocri, quindi secondo me sì, sono usciti perché tra virgolette la sconfitta contro il Canicattì non è così meritata come si vince dal risultato, però era un momento negativo e sono contento per loro. Prima di vedere il servizio però ti voglio fare una domanda proprio sul Licata. Tu pensi che la prossima stagione il fatto di ritornare nella propria struttura può incidere e quindi può insomma dare speranza di un campionato importante la prossima stagione? Il Licata è una piazza importante, quindi laddove la dirigenza punti a vincere il campionato sicuramente avrà i propri sostenitori in un campo che io reputo che sia un campo decisamente importante anche dal punto di vista
del calore che possono trasmettere Certo, ai tifosi. certo. E il Licata ha fatto la Serie B, ha fatto per tanti anni la Serie C, è una piazza che naturalmente sogna... Non si deve vivere però troppo di ricordi, Certo. sottolineiamola questa cosa. Però è una piazza che è ambiziosa e vuole ritornare nel professionismo, così come la piazza di Gela, così come la piazza di Vittoria. Sono piazze che hanno calcato cambi importanti e quindi sono stati protagonisti in girone di professionismo e quindi vogliono ritornare lì. Vediamoci subito il servizio, la vittoria 3-0 del Licata contro il Locri. Il Licata si risolleva proprio all'Ocri e getta nel triplice dubbio i padroni di casa, ma il non so spiegarmelo di Panarello è comprensibile visto che più di un gioco di parole si tratta di un gioco di numeri e alla luce dei movimenti di mercato, delle scelte, degli sforzi dirigenziali, l'atteggiamento della squadra non è andato giù né all'allenatore né allo staff, convinti che non ci siano alibi per un gruppo dalle gambe molli, per dirla proprio alla Panarello. In campo si è visto un Licata che ha ben interpretato la partita all'insegna di affondi puliti e arrembanti e nel primo quarto d'ora di gioco servirebbe più di una mano per contarne le azioni, come il duetto Rotulo-Minacori al nono con tiro centrale smanacciato da Colella o la staffetta finale di Minacori spossessato poi della sfera da Capitano Aquino ed è l'11°. Bomber Minacori dunque c'è, ma né lui né Marsico avanzeranno nella classifica marcatori per questa domenica. Al 17° il Locri è in area avversaria, ma è evidente, anche durante il corso della gara, come mister Romano abbia provveduto a limitare l'autonomia di Bomber Marsico. Il Locri lavora a centrocampo, ma se qualche palla sfugge al controllo, il Licata si invola, come al 22°, pur non rifinendo l'azione fronte porta, o dalla distanza, come nel caso della conclusione di Giannone subito dopo. Se dalla bandierina Rotulo apparecchia la palla per Orlando, sempre al 25°, Murgia fa poi slanciare Bebi Colella per una deviazione degna di nota. Fin qui c'è botta e risposta e quella dei padroni di casa arriva su punizione spizzata al 37°. Il Locri prova anche a soffocare la manovra sicula mentre il Licata si accorcia e contrae, sapendo che quella non è l'unica via d'uscita. Al 45° infatti la trasformazione dalla bandierina è aria fresca per Calaiò che stacca e insacca. La ripresa è più Locri, almeno in avvio, con Colella a fermare la fuga di Minacori, coprendo bene lo specchio in uscita dai pali. I piedi del 2006 rimandano indietro il cannoniere del Licata, da lì a poco arriverà Saito, ma nulla di fatto, così da aprirsi la scena del Locri. Prima la Rosa impegna Valenti su punizione al 10°, poi Marin gioca di palombella sullo stesso portiere al 12° ed è già il 28° quando Costa, subentrato, approfitta di un cross dai fianchi dell'area per torcere il collo e deviare verso lo specchio. Al 30° però, da un nuovo angolo e qualche abbozzo di conclusione amaranto, nasce la ripartenza esterna con Rotulo ed il suo tiro che beffa Colella su una porzione di spazio aperto sul suo primo palo. All'Ocri resta la carta delle retrovie, per esempio c'è Marin che prova a scorrazzare d'iniziativa. Infatti conclude da fuori area ma Valenti blocca e al 37° Saito punisce di collopiede e piazza lo 0-3 finale. San Cataldese 2, Portici 0, vittoria fondamentale per la squadra nissena, vittoria che permette appunto alla San Cataldese di staccare 4 punti lo stesso Portici. È ancora lunga la strada della salvezza. Sì, stanno lavorando bene, la vittoria di ieri è molto importante perché comunque mette punti fondamentali per il raggiungimento della quota salvezza. Chiaramente la San Cataldese sa che per ottenere quella quota deve fare altri successi o comunque incamerare dei punti importanti al fine di riuscire a ottenere l'obiettivo del mantenimento della categoria. Una squadra proprio ormai mentalizzata alla Serie D, sì, sapendo che appunto ogni partita diventa fondamentale per la sua permanenza in categoria. Hai detto bene, è una squadra mentalizzata, sa che per mantenere la categoria deve lottare ogni partita e quindi sanno il fatto loro, nel senso che è proprio la società, così come lo staff tecnico, stanno lavorando molto bene per il raggiungimento di questo obiettivo della salvezza.
Guardiamoci il servizio 2-0 proprio della San Cataldese contro il Portici. Altro snodo salvezza al Valentino Mazzola tra San Cataldese e Portici, quarta giornata del girone di ritorno, si gioca tanto nel girone I di Serie D, terza partita nell'arco di una settimana e voglia di immediato riscatto dopo le recenti sconfitte di entrambi. Nel turno infrasettimanale, San Cataldese KO a Siracusa, per il Portici sconfitta interna contro il Locri, distanza di un solo punto in classifica, San Cataldese a quota 21, Portici a 20 alle loro spalle e piena bagar salvezza. Passiamo al racconto della partita grazie all'immagine a cura di Salvo Gillo dopo un giro di lancetta e punizione lunga prolungata per Colonna che di testa serve Turket che calcia spizzicando la traversa. Ancora Portici pericoloso al quinto, Mancino dalla distanza di Turket neutralizzato dal volo di Dolenti che manda in corner. Al giro di boa della prima frazione solo Portici in campo, destro dalla distanza di Maione controllato senza problemi da Dolenti. Poco dopo la mezz'ora battono un colpo anche Verde Amaranto, Catalano per Zerbo che prova il mancino a giro, si spegne però sul fondo il suo tentativo. 4 minuti più tardi ancora il numero 10 direttamente da Piazzato percorre un brivido lungo la schiena di De Luca che riesce a deviare il pallone con l'ausilio del palo. Sul ribaltamento di fronte, punizione di Marcucci che pesca la testa di Maione, centra in pieno l'incrocio dei pali, si resta sul parziale ad occhiali quando al quarto minuto di recupero la prima frazione di gioco su cross dalla destra di Brumat, steso in area un calciatore, Verde Amaranto indica il dischetto del calcio di rigore, il direttore di gara dagli 11 metri si presenta Gabriele Zerbo che è glaciale e porta in vantaggio la San Cataldese con il brivido proprio prima del duplice fischio del direttore di gara, tutti ad abbracciare il tecnico Accursio Sclafani. Passiamo allora con le nostre immagini tra le proteste degli ospiti al film e la ripresa. Entra Silino ad inizio secondo tempo, poco dopo l'ora di gioco, cross proprio del neoentrato dalla destra per Zerbo che di testa manda in bocca a De Luca. Ancora cambi, doppia sostituzione, entra Okagelov e Scalia in luogo di Varela e Catalano al minuto 74. San Cataldese che blinda la partita, corner dalla sinistra, svetta più in alto di tutti proprio il neoentrato classe 2004 Alex Scalia e fa San Cataldese 2 Portici 0. Mister Sclafani prova a spezzare i ritmi ancora con i cambi dentro Giuffrida per Zerbo all'82esimo, tocca a Petracca per Danfa nel finale, ultima occasione sempre di marca Verde Amaranto, lancio in profondità per Durmush che entra in area, punta l'avversario, sterza, calcia però mandando in bocca a De Luca. Triplice fischio, cala il sipario al Valentino Mazzola, San Cataldese batte Portici per 2-0, decidono le marcature di Zerbo e Scalia. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima! E parliamo di questa bella vittoria del Trapani 5-2 in casa della Vibonese, 2-0 addirittura nel primo tempo a favore della squadra calabrese. Cosa è successo poi tra il primo e il secondo tempo? Trasformazione completa per la squadra di Alfio Torrisi. Sì, merito alla squadra che ha saputo reagire andando sotto di 2-0 in un campo ostico come quello calabrese, quindi è chiaro che sono emersi i valori che il Trapani ha dei giocatori decisamente fuori categoria, quindi bravo il mister a saper leggere e sicuramente aver toccato i tasti giusti a ognuno di loro, li ha messi di fronte magari a delle responsabilità, pertanto sono emersi quei calciatori che sono veramente straordinari per la categoria in cui sono. Trapani che probabilmente con questo stesso gruppo partirà la prossima stagione, probabilmente in Lega Pro, perché ha dimostrato di avere intelligenza tattica, giocatori di spessore e soprattutto un progetto societario chiaro, ben preciso. Gli obiettivi sono stati dichiarati già dall'inizio e sin qui sono stati rispettati tutti. È stato chiaro il presidente che appunto ha spiegato che comunque gli acquisti dei calciatori serviranno per la Serie C, quindi proprio hanno azzeccato giusto il lavoro che c'è da fare. È inutile che tu programmi una stagione per vincere il campionato, ma è chiaro che devi ripartire fondamentalmente
da un'ossatura come quella di quest'anno per permettersi in Serie C di fare un campionato importante. È servita anche la figura di Alfio Torrisi che con la sua determinazione, la sua voglia di emergere ha dato un'ulteriore spinta all'ambiente? Mister sicuramente è stato molto bravo, anche perché con umiltà ha saputo gestire un gruppo che non è facile, quindi è chiaro che ha dei meriti non indifferenti, quindi un in bocca al lupo al mister che merita appunto di fare il salto di categoria. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. So che bisogna smaltire il secondo tempo, i 35 minuti del secondo tempo, e non è facile perché poi i ragazzi aspettavano questa partita da tanto tempo, ma il pubblico, ecco, io spero che ci accompagni fino alla fine, perché questi ragazzi comunque fino alla fine devono onorare e onoriamo, ci mancherebbe, le partite sono ancora tante, il campionato è ancora lungo e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Detto questo, dispiace soprattutto per quello che è successo nei 35 minuti del secondo tempo. È una squadra che l'abbiamo vista tutti, il primo tempo per 60 minuti è stato un qualcosa di straordinario vedere la Vibonese, vedere questi ragazzi giocare a calcio, vedere una squadra con intensità, con qualità, anche con quell'attenzione dove aspetti nella tua metà campo un Trapani che vuole recuperare e magari fa il secondo gol su una ripartenza importantissima con Ciotto, quindi ha saputo fare quelle due fasi di attendere e di giocare a calcio in maniera importante. Il secondo tempo poi l'abbiamo visto tutti, queste sono squadre dove io da calciatore ne ho visto dei tanti di queste partite e quando abbiamo fatto risultati importanti, inaspettati, o magari che sulla carta l'avversario aveva qualche vantaggio in più, però poi il campo ha dimostrato tutt'altro, e perché si è fatta la partita perfetta e oggi bisognava fare la partita perfetta. Sui gol del secondo tempo purtroppo abbiamo fatto tanti regali, poi ormai parlare di tante situazioni degli arbitri non ci voglio stare più dietro, perché credo che ne ho viste tante e ne continuerò a vedere tante, perché purtroppo lo vediamo anche in Serie A, no? Nonostante la tecnologia della VAR, ogni domenica c'è polemiche su polemiche, quello che è successo oggi ti lascia un po' la perplessità, ecco. Non era per niente fallo, la palla praticamente ha deviato la traiettoria perché Ottavio ha preso la palla piena, quindi quando ha fischiato il rigore ci siamo un po', ecco, non meravigliati, era qualcosa di ineccepibile, però va bene così, ecco, l'arbitro sbaglia come noi, e noi singolarmente oggi abbiamo fatto qualche errore di troppo. La partita, io direi che siamo anche partiti benino, poi dal quarto minuto fino al 17esimo, 18esimo siamo stati in balia della Vibonese, che sceglievamo giocate importanti, con grande ritmo, velocità, ci veniva a prendere alti, ha fatto una buona fase di non possesso, ci ha magari inizialmente sorpreso il modo di venirci a prendere, perché nell'area di rigore veniva Favetta a stare su a quadro con i due esterni che chiudevano i difensori centrali, quindi una fase di non possesso che noi non ci aspettavamo. Hanno trovato il gol, visto che levata dell'arbitro, su una punizione non fischiata su Krager che sta calciando in porta e su un fuorigioco da rivedere, però lo dico per onore di cronaca visto che lei ha detto il fatto del rigore. Poi ci siamo rimessi a giocare dopo il gol, abbiamo avuto più di un'occasione, una con Cocco, un salvataggio sulla linea della porta della Vibonese da un difensore, un'autorete quasi su gol che il portiere poi ha salvato, quindi penso che il primo tempo comunque è nel nostro miglior momento, in contropiede abbiamo preso gol, quindi questo la dice tutta, fermo restando che la Vibonese ha sfruttato al massimo, penso, le uniche due occasioni che ha avuto il primo tempo, se non qualche altro tra persone. E noi siamo stati forse troppo leziosi sotto porta, alcune volte ci siamo arrivati bene in aria, potevamo calciare e abbiamo preferito, forse abbiamo fatto la scelta sbagliata di fare ancora l'ultimo passaggio, alcune volte con Kraken, una volta con Cocco, 2 volte con Sartore, però penso che
la partita si è dato uno spettacolo bello per entrambe le squadre. Il secondo rigore, il rigore non lo so se è generoso, però mi ricordo uno sacrosanto su Cocco che sta calciando in porta 5 minuti prima che l'arbitro non fischia. Penso che questo è il mio pensiero, però dico, una partita quando poi facciamo 5 gol, iniziamo contro il gol di scarto, cercare poi, penso, il pelo dell'uovo a una grande prestazione, perché vorrei ricordare che venire qua con queste cornici di pubblico, con la Vibonese che ha preparato sia a livello ambientale sia a livello tattico la partita della vita, perché è normale che era l'ultima spiaggia per cercare ancora di venirci dietro. Dopo questa sconfitta di oggi presumo che si fa veramente dura, e quindi la squadra ha anche un po', non dico sofferto, ma subito l'impatto ambientale. Poi la Vibonese, ripeto, ho fatto i complimenti nell'esordio, se fino ad oggi ha perso solo due partite e tutte e due col Trapani, ci sarà un motivo. Sconfitta in casa per l'Akragas di Marco Coppa, 2-0 a favore del Ragusa. Che succede ad Agrigento? Risultati troppo altalenanti? Ma l'Akragas, a mio giudizio, bisogna capire anche il campionato che loro avevano intenzione di fare, perché ad oggi è un campionato di assoluta Mediocrità, diciamolo. No, pure. ma non solo quello, cioè nel senso che se l'obiettivo è quello di riuscire a centrare la salvezza, hanno fatto quello che comunque bisogna fare, cioè ovvero dei risultati che a mio giudizio devono adesso cercare di portare a casa, perché è chiaro che il campionato si fa sempre più duro, come dicevamo poc'anzi il girone di ritorno è tutto un altro campionato, quindi è un campionato altalenante quello dell'Akragas, anche perché devo ammettere io, perché conosco un po' l'ambiente, giocano in un campo in cui non è per loro facile giocare su quel fondo, Sì, è quindi vero. i giocatori, Tutti si lamentano di questo i giocatori terreno di gioco. di un certo tasso tecnico Soffrono. Quindi è chiaro che ci sono tanti alibi, perché comunque il mister ha lavorato bene, la società sta lavorando bene, quindi mi auguro che possano centrare il prima possibile l'obiettivo prefissato. Akragas però che domenica prossima giocherà in casa del Trapani, ahimè, forse arriva nel momento più sbagliato questo incontro contro la capolista. Però l'Akragas non è una squadra, cioè è una squadra attrezzata, no? Quando scendono in campo contro il Trapani mettono giù diverse motivazioni, quindi è chiaro che non è una partita facile né per l'Akragas né per il Trapani, quindi è chiaro che sarà una bellissima partita e speriamo che venga il migliore. Guardiamoci gli highlights, vittoria 2-0 della Ragusa proprio contro l'Akragas. Posso difendere i miei ragazzi soltanto per la prima frazione di gioco, perché hanno prodotto tante occasioni gol, però noi abbiamo un problema, ce l'abbiamo da sempre, da inizio campionato. Produciamo tanto gioco, tante mole di gioco, però quando dobbiamo mettere la palla dentro non siamo mai cattivi, non siamo mai bravi, non siamo mai lucidi. Il Ragusa oggi ha fatto soltanto 2 mezzi tiri in porta, ha fatto 2 gol, questo mi fa arrabbiare tantissimo, mi prendo le mie responsabilità e ci mancherebbe altro. Io sono allenatore, per cui prendo le mie responsabilità anche se i miei attaccanti non fanno gol, però è giusto che tutti diventiamo grandi, diventiamo maturi, che insieme a me tutto l'ambiente e quindi compreso anche i miei calciatori si debbano prendere le proprie responsabilità, almeno per quanto riguarda la partita di oggi, perché ripeto ho sempre difeso fin quando è stato possibile. Oggi non voglio non difendere la prestazione perché c'è stata anche oggi, soprattutto al primo tempo, però non posso più accettare il fatto che l'Akragas al primo tempo deve chiudere la partita, non solo deve passare in vantaggio ma deve pure chiudere, invece noi abbiamo soltanto subito, ripeto, 2 mezzi tiri, il secondo neanche lo considero, ormai eravamo tutti in avanti a cercare il pareggio oltre il 90°, ma Ragusa, voglio dire, non credo che faccio i complimenti a squadra organizzata, una squadra che corre, una squadra che sapevamo fosse un avversario importante, però non credo che oggi sia stato mai all'altezza dell'Akragas. Oggi è stato l'Akragas a non voler vincere la partita. No, ma guardi, io posso dire da quello che ho visto, ovviamente è stata una partita
diciamo alla pari, sì, un po' di più possibilmente l'Akragas nel primo tempo, però secondo me ormai l'avevo visto io come una partita di X finale. Poi ovviamente poteva segnare l'Akragas o poteva segnare il Ragusa, chi riusciva a segnare prima secondo me portava i 3 punti a casa. Quindi di norma io avevo visto una partita di pareggio che tutto sommato ci stava, però alla fine abbiamo vinto noi, buon per noi, buon 3 punti che ci portano avanti per questa classifica, che il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza, quindi bene così per noi. Sapevamo di giocare contro una grande squadra organizzata, messa bene in campo, però i ragazzi hanno fatto una grande partita e siamo stati, ripeto, bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Siracusa che probabilmente ha perso il treno promozione, la sconfitta contro la Nuova Igea Virtus 2-1 ha probabilmente compromesso a questo punto il possibile aggancio al Trapani. Sei d'accordo? Non sono d'accordo, perché comunque il campionato è lungo, è pieno di insidie, c'è ancora lo scontro diretto da giocare, il Siracusa vola sulle ali dell'entusiasmo, ha fatto una campagna acquisti molto prestigiosa, quindi chiaramente non credo che getterà la spugna così facilmente. È chiaro che comunque il distacco adesso c'è, perché è chiaro che il Trapani difficilmente perderà questi punti. Però, anche se c'è poi lo scontro diretto in casa, però per come diciamo così ha condotto il campionato del Siracusa, la vedo ancora tra le favorite, quindi per me il campionato è apertissimo, quindi bello e avvincente, quindi non so se il Siracusa realmente con questa sconfitta potrà dire addio ai sogni di arrivare primo, però è chiaro che il Trapani ha messo 3 punti fondamentali. Certo, Siracusa che potrebbe tentare la carta playoff per un eventuale ripescaggio, perché comunque il blasone c'è, quindi anche un possibile ripescaggio al termine della stagione potrebbe anche essere fattivo. Certo. Anche perché comunque il Siracusa ha una squadra che non è per niente male assolutamente, ha una squadra che può fare benissimo anche in Serie C, così come il Trapani. Hanno allestito 2 squadre molto forti. Guardiamoci appunto il servizio 2-1 per la squadra della Nuova Igea Virtus proprio contro il Siracusa. Una stoica Nuova Igea Virtus firma l'impresa nella 4ª giornata di ritorno di Serie D, batte la corazzata Siracusa a cui infligge anche la prima sconfitta in campionato, ma soprattutto interrompe l'emorragia di 7 sconfitte di fila. Partenza di marca ospite all'8° minuto, Russotto col sinistro sfiora di poco il palo, sempre il 10 azzurro 2 minuti più tardi su punizione costringe Staropoli a rifugiarsi in angolo e infine Maggio di testa chiama ancora l'estremo giallorosso alla parata. L'Igea prova a scuotersi, i barcellonesi che rispondono con 2 iniziative di testa di Trombino prima e Calafiore poi, che però non producono il vantaggio sperato. Vantaggio che al 23° trova invece il Siracusa quando Aliperta, direttamente su calcio piazzato, mette alle spalle di Staropoli, firmando così l'1-0 per i suoi, mentre per l'ex ACR Messina si tratta della 3ª rete in campionato. L'Igea Virtus non ci sta e con forza tenta di reagire, giallorossi che al 38° reclamano un calcio di rigore sul Longo toccato da Limonelli, ma il signor Albano dice di no tra le vibranti proteste giallorosse. Nella ripresa però, dopo un tentativo degli azzurri con Alma che dal limite calcia alto sulla traversa, l'Igea Virtus acciuffa il pareggio al minuto 51 quando Longo raccoglie l'invito di Biondo e al volo col destro mette alle spalle di Lamberti, facendo esplodere di gioia i tifosi giallorossi. Per Longo 7° gol in campionato e barcellonesi che tornano a segnare dopo un digiuno che durava da 4 partite. Il Siracusa tenta di riportarsi in avanti, al 50°
58esimo Alma calcia col sinistro, ma Staropoli risponde presente. Poi Ligia Virtus, incitata dai suoi tifosi, spinge alla ricerca del vantaggio e solo una super parata di Lamberti su Trombino al minuto 75 e un salvataggio sulla linea di porta di Benassi. Sulla conclusione a colpo sicuro di Ordóñez negano ai giallorossi la gioia del gol. Gli sforzi dei barcellonesi però vengono premiati al minuto 84 quando Longo dalla sinistra pesca in aria di piedi che anticipa tutti e di testa mette in rete, facendo così Ligia Virtus 2, Siracusa 1, e per il classe 2003 si tratta della prima rete in maglia Igea. Lo stesso Di Piedi viene subito dopo espulso per doppio giallo dalla Fischietto di Venezia e su indicazioni del secondo assistente passano pochi secondi e il direttore di gara manda negli spogliatoi anche all'Iperta del Siracusa per aver spintonato della guardia, con le due squadre che chiudono in 10 contro 10. Nel finale il Siracusa tenta comunque il forcing disperato, ma gli sforzi degli azzurri non producono il pareggio sperato. Il 2-1 finale consegna a Ligia Virtus la prima vittoria del 2024, giallorossi che tornano al successo dopo un digiuno che durava dal 12 novembre scorso. Salgono in classifica, quota 20 punti, e agganciano la zona salvezza. Le 7 sconfitte consecutive per i barcellonesi sono già un lontano ricordo. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D con la vittoria fuori casa della città di Sant'Agata, che ad ogni inizio anno ci regala sempre delle sorprese positive, recuperando posizioni su posizioni e posizionandosi anche nella griglia playoff in una maniera autoritaria. Sì, anche perché stupisce ogni anno, ma in verità è diventata una società esperta della Serie D. Sanno quello che vogliono e pertanto li seguo perché comunque rappresentano una realtà costante sul girone della Serie D e quindi faccio i complimenti a tutti perché non è facile mantenersi così ogni anno e soprattutto è diventato un outsider per tutti. Tra l'altro andando a vincere in casa del Real Casalnuovo, che in un certo senso è stata anche un po' la sorpresa di questo girone I, quindi vittoria che quasi vale il doppio. Certo, crea entusiasmo all'ambiente perché non è stato facile, anche perché, ripeto, ogni anno sorprende ed è meritevole quello che fanno. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. Credo che il primo tempo la mia squadra abbia avuto lucidità, sono stati molto bravi a sfruttare gli spazi che ci ha lasciato il Casalnuovo e siamo riusciti ad andare sul 2-0 e fino al 2-0 penso che la squadra abbia avuto il controllo della partita. Poi sul 2-0 già nel primo tempo abbiamo avuto una situazione dove ci siamo un pochino addormentati ed è stato bravo Iovino a tenerci il 2-0. È chiaro che segnando il secondo gol alla fine del primo tempo probabilmente ha tagliato un po' le gambe al Casalnuovo. C'è anche da dire che il primo gol c'è un fallo su Piga e loro hanno fatto gol su una ripartenza, c'è stato poi un errore su una lettura del difensore e il secondo gol viziato anche da un fallo di mano su calcio d'angolo. Detto questo, il primo tempo non siamo stati i soliti. Questo anche va dato merito anche all'avversario, che sono venuti abbastanza aggressivi, una squadra molto fisica che ci ha dato qualche fastidio. Abbiamo fatto troppi errori tecnici in uscita, quindi questo ha agevolato un po' il loro gioco. Secondo tempo poi abbiamo giocato in una metà campo, siamo stati sfortunati in alcune circostanze e tante volte è stato bravo il portiere. Ma oggi sembrava tipo che la palla non volesse entrare, potevamo stare anche a fare il terzo tempo, secondo me oggi il gol non lo facevamo, perché sono partite così, bisogna accettare il risultato, prenderci di buono la reazione del secondo tempo, la prestazione c'è stata, io non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, quindi bisogna continuare a lavorare, sicuramente non è una sconfitta che mette in discussione tutto il buon lavoro che stiamo facendo. Oggi, devo essere sincero, in campo c'erano due belle squadre che vogliono giocare a calcio, sapevamo la qualità di questa squadra e sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà.
Se posso fare un appunto ai miei, che nel secondo tempo probabilmente ci è venuto un po' il braccino corto, abbiamo avuto un po' paura, siamo stati un po' troppo bassi, non abbiamo più tenuto palla ed è chiaro che con tutti questi traversoni il Casalnuovo ci ha messo in difficoltà. Però diciamo che essendo loro una squadra fisica è normale che questo stile inglese un po' di arbitrare ha agevolato più loro che noi. Tante volte c'erano anche delle ammonizioni, dei falli tattici, quando riusciamo a rompere la pressione lì deve essere ammonito il calciatore, invece è un metro di giudizio causato con tutte e due le squadre, però questo ha agevolato il loro gioco. Ecco. C'è anche da dire che il Casalnuovo quando attacca la porta viene dentro con 4-5 giocatori a riempirla e non è semplice, quindi il difensore in più ci poteva, diciamo così, darci una mano a coprire gli spazi. Queste sono sconfitte che forse ti servono anche a migliorarti, a capire innanzitutto che il girone non è semplice, perché tante volte sento maestri di calcio che in trasmissioni dicono che il girone non è all'altezza e non è assolutamente vero. Non è assolutamente un girone facile, chi dice questo è incompetente per me. Con la vittoria fuori casa della città di Sant'Agata abbiamo chiuso la prima parte della nostra trasmissione dedicata al campionato di Serie D. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, subito dopo i 2 gironi del campionato di eccellenza insieme al nostro ospite Mirko Fausciana, allenatore del Gela. A tra poco. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty, adesso la seconda parte è dedicata interamente al campionato di eccellenza e partiamo con il girone A.
terza giornata di ritorno, subito i risultati. Aspra Fulgatore 1-1. Super Giovane Castelbuono batte Accademia Trapani 1-0. Athletic Club Palermo batte Casteldaccia 2-1. Geraci Mazzara 46 0-0. Mazzara Folgore Castelvetrano 1-1. Castellammare batte Oratorio San Cile San Giorgio 1-0. Profavara batte Don Carlo Misilmeri 1-0. Ed infine Nis FC batte Unitas Sciacca 1-0. Continua a vincere la Nissa di Nicola Terranova, ancora sempre di più consolidato il suo primato in questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. Nis FC 52 punti con 46 Profavara, 35 Mazzara 46 con 31 Super Giovane Castelbuono, 29 punti il Castellammare con 27 Athletic Club Palermo, 24 punti Unitas Sciacca con 23 il Geraci, 20 punti Folgore Castelvetrano con 19 Don Carlo Misilmeri, 18 Oratorio San Cile e San Giorgio, 17 punti per il Casteldaccia, con 16 l'Accademia Trapani, 12 punti Fulgatore. Chiudono la classifica Aspra e Mazzara con 10 punti. Guardiamoci adesso il servizio della vittoria della Nissa fuori casa contro l'Unitas Sciacca. Giornata del girone A del campionato di eccellenza. In uno stadio Gurrera che torna ad essere popolato di appassionati tifosi si gioca l'attesa Sciacca-Nissa. I neroverdi di Angelo Galfano, lontano dalla panchina per una squalifica e sostituito da Mario Dardes, scendono in campo per tentare di fermare la corsa della capolista. Assente per il secondo turno consecutivo perché infortunato il portiere Grotta, al suo posto c'è Di Maggio che bene ha fatto la settimana prima nella vittoriosa trasferta di Misilmeri. Esordio per il difensore Ferotti, arrivato dal mercato invernale, preferito a Baiata. In avanti la coppia Secan-Baldè. Nella Nissa in campo anche l'acciaccato Privitera. Di lui mister Terranova evidentemente non può fare a meno. Lo Sciacca parte forte e cerca subito di imporre il proprio gioco, ma la prima conclusione nello specchio della porta è targata Nissa. Al 19° colpo di testa di Esposito che cerca la precisione, ma la palla termina di poco a lato. I nisseri hanno più possesso palla, lo Sciacca però più pericoloso. Al 21° Iraci tenta di sorprendere il portiere Lezzai, ma il tiro finisce a lato. Al 31° a provarci dalla distanza il play Saccenze Concialdi, sul quale Terranova ha cercato di costruire una gabbia. Il portiere nisseno non trattiene il suo tiro, Secan per poco non ne approfitta. Un minuto dopo sgroppata sulla fascia destra di Iraci, tiro cross e rasoterra con Elezai costretto alla deviazione in calcio d'angolo. Buon momento per i neroverdi, Di Mercurio protagonista al 36°, serpentina in aria e conclusione precisa con Elezai che respinge aiutato dal palo. La Nissa vicina al vantaggio al 42° con Gueye in azione di contropiede. L'attaccante biancoscudato trova un corridoio libero, si lancia verso la porta avversaria, tenta un pallonetto per scavalcare Di Maggio, ma il portiere in uscita riesce a deviare impedendo il vantaggio. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di parità. Partita godibile, giocata a viso aperto, le linee difensive delle due squadre sono molto attente. Il secondo tempo comincia subito con un brivido, dopo 3 minuti Sciacca in vantaggio ma gol annullato, la conclusione dal limite dell'area di Iraci e Lezzai respinge corto, arriva Secan in zacca, i neroverdi festeggiano ma poi arriva la doccia fredda, per l'arbitro il gol è in offside. Al 55° l'azione che sblocca il risultato, su calcio d'angolo il difensore nisseno Neri si avventa su un pallone che danza nell'area piccola e lo mette in rete. Nell'azione finisce addosso al portiere Di Maggio che stava intervenendo e per questo motivo il clan neroverde ha protestato con particolare veemenza. Lo Sciacca comincia a spingere alla ricerca del pari, fa il massimo sforzo e con Iraci ci prova al 70° dopo una bella incursione di Di Perna, ma la difesa respinge. Occasione per Secan al 72°, ma l'attaccante neroverde non trova la deviazione decisiva proprio davanti al portiere. Il match a quel punto cala di tono, le due squadre sono stanche dopo una lunga battaglia. Agudiac lascia il posto a Pedicone, lo Sciacca mette nella mischia il classe 2007 Gulino, bomber della squadra di Ignores. Ultima opportunità saccense per Ferotti al 95°, ma il suo diagonale da buona posizione termina alto. Finisce 1-0 per la Nissa che centra la 17ª vittoria stagionale su 18 partite e mantiene a 6 le distanze dal Profavara che in casa ha battuto il Misilmeri. In questo girone A del campionato di eccellenza al terzo posto troviamo il Mazzara 46, mentre al quarto posto la Super Giovane Castelbuono. La sorpresa effettiva
di questo campionato di eccellenza, soprattutto nel girone A. Super Giovane Castelbuono che proprio oggi pomeriggio giocherà la finale di Coppa contro il Paternò. Pronostico? È partita secca. Conosco bene il Paternò perché comunque è nel nostro girone, conosco poco il Super Giovane di Castelbuono, quindi è chiaro che sarà una partita, anche perché la partita secca a entrambe le parti verrà giocata a viso aperto, e quindi credo che da un punto di vista personale non so dare un pronostico, però è chiaro che sulla carta è favorito il Paternò. Che vinca il migliore, vedremo come andrà a finire, lo racconteremo chiaramente nella puntata di giovedì di Penalty in onda sul canale 19 di TVM Palermo. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B che vede protagonista questo Gela che è ritornato e che un po' tutti devono fare attenzione. Dico bene? Sì, grazie perché ce lo meritiamo perché abbiamo lavorato sodo, stiamo cercando di dare il massimo, e quindi diciamo che dopo la caduta di Paternò ci siamo rialzati e abbiamo dimostrato di esserci e vogliamo essere protagonisti del nostro girone. Partiamo dunque con il girone B. Anche qui si è giocata la quarta giornata di ritorno, guardiamo subito i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Real Siracusa Belvedere Nebros 2-2, Imesi Atletico Catania 94 batte Modica Calcio 1-0, Città di Gela batte Mister Bianco 3-0, Enna Calcio batte Leonzio 1909 3-0. Vittoria anche per la Ionica FC 4-0 contro il Santa Croce. Paternò Calcio batte Leonfortese 1-0, pareggio tra Milazzo e Mazzarone Calcio 3-3 il risultato finale, ed infine Rocca Acquedolcese batte Messana 1966 1-0. Continua questo testa a testa tra Enna Calcio e Paternò Calcio, guardiamo la classifica. La squadra di Campanella in testa con 44 punti, 43 per il Paternò Calcio con 33 Modica Calcio, 31 punti Città di Gela con 28 Milazzo, 27 Ionica FC e Real Siracusa Belvedere con 26 la Nebros, 23 punti per il Mazzarone con 22 la Leonzio 1909, 21 punti Mister Bianco, 18 Imesi Atletico Catania, 17 punti Rocca Acquedolcese, 13 punti Leonfortese, 12 punti Santa Croce, 10 punti Messana 1966. Vittoria fondamentale dell'Enna Calcio 3-0 contro la Leonzio, vittoria che permette alla squadra di Campanella di rimanere al primo posto, ma con questo Paternò che sta spingendo tantissimo. L'Enna sa di non dover fare un passo falso così come il Paternò, perché non perdono un colpo, e quindi è chiaro che ogni domenica per loro è una finale, quindi la giocano motivati al massimo. E chiaramente ancora devono venire gli scontri diretti, quindi mi pare che il Paternò deve andare a Enna, così come l'Enna deve andare a Modica, così come il Paternò deve andare a Modica. Troppi incastri ancora. Sono ancora da giocare tantissime partite, e quindi là anche la tenuta mentale. Perché non è semplice andare a rincorrere l'Enna, o comunque l'Enna non farsi prendere al Paternò, è una situazione veramente agonisticamente è bellissima, perché certo, avvincente, anche perché ogni domenica non c'è mai un risultato scontato. Guardiamoci il servizio, vittoria appunto per la squadra di Campanella 3-0 contro la Leonzio. Sono già trascorsi 4 mesi dalla partita d'andata, dalla prima sconfitta stagionale, dagli scricchioli di un Leonzio Enna che fece discutere molto. Da quella partita è cambiata la guida tecnica gialloverde. A Lentini invece continui capovolgimenti in seno alla dirigenza, alla guida tecnica e per ultimo sul parco giocatori totalmente rivoluzionato. Gialloverdi in vetta alla classifica con un filotto di 7 vittorie consecutive, un punto avanti rispetto al Paternò che insegue, antagonista unico verso la conquista del campionato. Terna arbitrale tutta messa
messinese guidata dal fischietto Davide Lopresti, coadiuvato da Antonino Catanese e Gerardo Calandra Sebastianella. Si parte col film del primo tempo dopo 4 minuti, la prima offensiva è bianconera, penetrazione di Caltabiano che non trova ostacoli per vie centrali, il tentativo con il destro finisce alto, oltre la traversa di Sienko. Al quinto prova a reagire Lenna, Adeyemo viene servito alla perfezione sul centro-sinistra, pallone in mezzo in zona Cocimano che viene però anticipato dalla difesa bianconera. Minuto 6, calcio d'angolo per Lenna, pallone dentro sul secondo palo, batti girata di Peppe Zappalà, fa 1-0 il generale Gaeta, inizia a festeggiare, Lenna è avanti, la rete è quella del difensore. Minuto 14, il cross di Urso come sempre pericoloso in zona offensiva, dalla destra fa partire il tentativo giusto per Vitelli che chiama alla gran parata l'estremo difensore Riccio. Al quarto d'ora arriva il gol del 2-0, un'altra perla, l'ennesima da quando è arrivato Mauro Veneroso, in sforbiciata col mancino cala il gol che mette in discesa la partita per la formazione di mister Giovanni Campanella. L'ex sancadaldese si dimostra in un momento d'oro della sua stagione. Al 24esimo potrebbe arrivare anche il tris, qui è la penetrazione dalla sinistra di Urso che favorisce Vitelli, la girata però non è concreta, non vale il gol del 3-0. Davide Lopresti fischia 2 volte, manda le formazioni negli spogliatoi, Lenna conduce per 2-0 sulla Leonzio in virtù delle reti di Zappalà e di Veneroso tra primo e secondo tempo, passerella per le vecchie glorie del calcio ennese. Possiamo partire invece col film della ripresa grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica. Minuto 47, Lenna con Vitelli, la scarica a destra dove c'è Santonocito, l'ex Palermo arma il destro, il cross è quello giusto per il colpo di testa di Adeyemo che cala il tris. Al minuto 50 iniziano i cambi per mister Giovanni Campanella, esce Veneroso tra gli applausi, dentro Randis. Minuto 53, staffetta in difesa, dentro Rallo, fuori Tosto. Minuto 59, spingono i padroni di casa con Rotella che viene servito bene da Adeyemo, da uno sguardo in mezzo il centrocampista dopo aver saltato anche il portiere, doppia chiusura, prima è clamorosa quella di Randis sul tiro di Cocimano, poi sulla linea respinge la difesa bianconera e miracolo quello di Riccio al 65esimo sul tentativo di Cocimano. Al minuto 68 ancora Cocimano protagonista, il portiere chiude sul primo palo, cambi, Adeyemo esce al suo posto Cristiano. Minuto 75 tocca ad Amante per Santonocito, proprio Amante che al minuto 77 dalla sinistra trova il cross giusto per servire Randis da buona posizione, però non trova la punta. Il gol del 4-0, appuntamento col gol rinviato quando all'88esimo ancora Caltabiano è protagonista di un buon break sulla tre quarti, tenta col destro di insidiare la porta di Sienko che dice no. 3-0 per Lenna al triplice fischio, ancora una vittoria per la capolista di mister Giovanni Campanella che rimane a +1 sul Paternò che nel frattempo vince 1-0 sul campo della Leonfortese. Voglio ritornare a parlare di questo Gela. Nel frattempo sono già partite le immagini della partita vinta contro il Mister Bianco. Abbiamo dato in campo quello che abbiamo studiato in settimana e ci è riuscito quasi tutto. Vincere è stato un motivo di rivalsa, quindi in questo momento diciamo che sia mentalmente che fisicamente stiamo bene. Se Mirko Fausciano dovesse comunque scrivere una propria pagella di questa stagione, come scriverebbe il proprio giudizio? Ma la pagella la darei a fine campionato, anche perché fino ad oggi abbiamo disputato un ottimo campionato, anche perché siamo, come dire, il primo anno di eccellenza, proveniamo da una fusione di 2 società, quindi è chiaro che la società vuole mettere le basi pian pianino. Chiaramente, quindi ne avete già parlato con la società anche per la prossima stagione? La società è ambiziosa, chiaramente avremo bisogno a Gela delle strutture sportive per avere appunto, diciamo così, un progetto a lunga gettata. È chiaro che la società ci lavorerà su, quindi chiaramente siamo molto contenti insieme alla società per il percorso oggi fatto. Quindi ripeto che merito e lode va dato a tutto il mio staff tecnico, compreso i miei calciatori, nonché il direttore e i presidenti che non ci fanno mancare nulla.
e ci fanno lavorare con molta tranquillità. Ci mettiamo dentro anche i tifosi, che poi da sempre sono un po' l'anima anche della vostra realtà cittadina? Assolutamente sì, i tifosi sono il 12° uomo in campo e ci seguono da tutte le parti, ci fanno sentire sempre come se noi giocassimo in casa. Allora noi ti auguriamo il buon proseguo di stagione, vi aspetto una partita impegnativa domenica contro la Ionica. Sì. Vincere vuol dire lasciare un segno ancora sempre più importante in questo girone. Cercheremo di dare il massimo e come ti avevo detto all'inizio siamo ambiziosi come staff, come calciatori, come e come società. allenatore anche, dai, Certo, bisogna anche dirlo. Ti no? ringrazio e questo comunque faremo di tutto per portare i 3 punti a casa, anche sapendo soprattutto che il valore dell'avversario è veramente ottimo. Grazie dunque a Mirko Fausciana, allenatore del Gela Calcio. Chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo domani alle ore 21 l'appuntamento su TVM Palermo per parlare del campionato di promozione ma anche del campionato di prima categoria e ci sarà un ampio servizio dedicato alla finale di Coppa Italia Eccellenza tra Paternò e Supergiovane Castelbuono. Grazie per essere stati con noi.